I preziosi consigli di Don Giuseppe Tommaselli per abbreviare il purgatorio dei nostri cari. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Don Giuseppe Tommaselli, che è stato un sacerdote salesiano e un grandissimo esorcista, un grande carismatico. Ha scritto molti testi, molti libri per elargire e dispensare consigli per preservarci dalle minacce del maligno, ma anche per che cosa fare, insomma, per aiutare le anime purganti a liberarsi dalle pene del purgatorio e a poter accedere ben presto, insomma, alla gloria del paradiso. Scrive a tal proposito Don Giuseppe Tommaselli: poiché il perdonare i nemici è di tanto vantaggio ai vivi e di gran sollievo ai morti, si approfitti dell'occasione del lutto per riappacificarsi con il prossimo. L'odio d'ordinario regna o nella parentela o nell'ambito dei cosiddetti amici. Si superi la ripugnanza naturale a perdonare, si faccia un sacrificio per amore di Dio e per amore dei morti, si vada a visitare chi è a lutto e si dimentichi il passato. Chi riceve una visita di riappacificazione non si arrischi a respingerla, è doloroso dirlo. È avvenuto che in occasione di lutto si è presentata qualche persona ed i parenti del morto l'hanno cacciata via dicendo: «Voi non dovete mettere mai più piede in casa nostra». Ma chi agisce in tal modo può dire di amare i propri morti? Se li amasse perdonerebbe e suffragherebbe la loro anima. Cosa dire dell'odio che sorge tra fratelli e sorelle dopo la morte dei genitori a motivo dell'eredità? Si rompono le relazioni sacre che sono quelle del sangue, si ricorre ai tribunali anche quando non si sparga sangue. Fratelli e sorelle che non si salutano per anni ed anni e non si visitano neppure sul letto di morte. Costoro perché non perdonano? Forse recitano preghiere di suffragio per i genitori e non sanno però che non giova ai defunti il suffragio che parte da un cuore vittima dell'odio. Potessero queste pagine concorrere a spegnere l'odio in tante famiglie, per abbreviare le pene dei nostri cari in purgatorio, dobbiamo imparare a perdonare con tutto il cuore il nostro prossimo che ci ha offeso e ferito e umiliato.